direi un grosso risultato. Un plauso va ovviamente al presidente Zaia, che ha tenuto forte il tema, sempre al tavolo delle trattative. Siamo in partenza, ovviamente non è l'arrivo, però finalmente c'è qualcosa di concreto. Plaude il presidente di Unioncamere Veneto Mario Pozza all'approvazione in Consiglio dei Ministri della bozza sull'autonomia, ben consapevole che la strada sia ancora lunga, ma quella che il presidente Zaia ha definito una giornata storica è per Pozza un importante passo in avanti. L'Italia rimarrà unita, però sottolinea ci sono regioni che funzionano bene e altre meno. In queste ultime è giusto che il governo intervenga. Chiediamo semplicemente di metterci nelle condizioni di essere sempre protagonisti dell'economia, di essere messi nelle condizioni in un territorio come il nostro, che dà il suo grosso contributo allo Stato centrale, di avere le risorse per tutti quei servizi per cui si pagano tasse. Per le imprese autonomia significa snellire la burocrazia che rappresenta, evidenzia Pozza, uno dei limiti della nostra economia e questo non è possibile in chiave competitiva con le altre realtà estere. L'autonomia ci permette di essere più vicini alla nostra regione. Il rapporto tra l'economia e l'istituzione regionale è fondamentale. Lo abbiamo visto durante la pandemia quando siamo intervenuti con, con i sostegni alle imprese.